Buonasera, voglio e forza Napoli, sempre e per sempre. Voglio questa volta veramente, stavolta un po' triste. Tenim, abbiamo avuto un culo quando campa proprio lo San Paolo. Mamma mia, voglio, sta partita qua stavolta siamo stati fortunati. Giustamente quando ci sta, perché stavolta sta partita veramente siamo stati fortunatissimi, no fortunati, fortunatissimi, specialmente nel primo tempo, perché poi nel secondo tempo abbiamo incominciato a fare più gioco, anche se c'è sta proprio chi lo fa blocco mentale, no calo fisico, sì. Oggi si è sentito un po' di calo fisico, precedentemente lo vedevo più calo psicologico, ma oggi si è sentito pure il calo fisico perché non riuscivano a pressare alti. Un primo tempo a Citto giù, siamo stati proprio miracolati. San Gennaro stia a la porta, dove una traversa è un incrocio di pali della Fiorentina. Un passaggio che ci ha fatto al nostro Higuain, quindi non si poteva andare meglio di così. Quindi accontentiamoci di questo pareggio. Siamo solo a 3 punti dalle merde sicchieroto, quindi io ci credo sempre. Il campionato è ancora lungo e ci credo sempre. Un po' di rammarico c'è stato all'ultimo nel secondo tempo perché il primo tempo il Napoli non è sceso proprio in campo, proprio inesistente. Meritava la Fiorentina se vinceva 3-0 il primo tempo, poi una leva proprio a rubato niente. Parliamoci chiaro e siamo onesti. Io non so come tifusare Juventus, voglio precisare. Io sono partenopeo, io sono coerente, sono sportivo e quando c'è. Purtroppo stanno parecchi volgari e zuzzi sul mio canale che non riesco a... non so il modo come fare per bloccarli. Qualcuno di voi, se gentilmente me lo dice, perché sinceramente il mio canale non deve essere volgare per quanto riguarda, perché io, vedete, faccio la mia opinione, sfotto, pazziva, eccetera, eccetera, però quando poi si mettono in mezzo padre, nonno, zii, figli, ma che state facendo? Perciò chiudete perché a capo in tuo cesso è tirato scarico, quindi invito qualcuno se mi può spiegare come faccio a bloccare questi sicchi e merda perché sinceramente mi danno proprio la nausea, mi viene l'urcio allo stomaco. Ma torniamo sulla partita, lasciamo sti sicchi e merda e vi stavo dicendo, siamo stati proprio fortunatissimi. L'unico rammarico che è stata per quanto riguarda il secondo tempo abbiamo avuto 2 o 3 occasioni limpide con Higuain proprio in rigore in movimento e ci ha parato come si chiama con Insigne. Guagliù. Comunque riteniamoci fortunati, questa partita dobbiamo ritenerci fortunati, quindi io sono sempre fiducioso perché stiamo a 3 punti, quindi basta, uno che la perde a uno che la vince in minuti, stiamo a pari punti. Con lo scontro diretto non lo so, mi sembra che stiamo, non so se stiamo noi in vantaggio oppure no come gol, oppure i Rubentini, non mi ricordo. Comunque io ci credo, voglio, le partite sono ancora tante, mi sembrano altre 11, quindi voglio, crediamoci. Però sta partita, voglio, è stata miracolata a San Gennaro, specialmente nel primo tempo. Quindi non dobbiamo ritenerci fortunati. Boom, e basta. Voglio un bacione forte e sempre forza Napoli perché tutto resta a munnezza e si chiude. Ciao voglio e forza Napoli.